Con la commedia di Franco Cilona, Me muglieri a diventà mesogira, e con un buon successo di pubblico si è conclusa la rassegna teatrale Rassegnati 2017-2018 della Cioppi Group Events alla Sala Teatro San Francesco di Favara. La commedia ha visto gli attori della compagnia teatrale locale Via col Vento avvicendarsi sul palco per raccontare una storia caratterizzata da doppi sensi, situazioni ambigue e assurde dove la verità si confonde con l'immaginazione. Il tema dell'opera verte, come suggerisce il titolo, sul personaggio della suocera che viene vista come una sorta di malattia contagiosa che porta le persone a credere di vivere una vita che non è la loro, ma semplicemente la sua. Accanto alla suocera si intrecciano le vicende di tutti gli altri personaggi, dando vita a una serie di equivoci. Lui, Franco Cilona, come spesso accade nelle sue commedie, veste i panni del povero uomo in lotta con le donne. Stavolta è in lotta con la suocera, interpretata da Cettina Bennardo, che con la sua verve ne veste perfettamente i panni. La suocera in combutta con la figlia, Lia Tinaglia, fa passare una vita non certamente facile all'uomo. Alla fine arriva la separazione coniugale, succede che si perdono di vista e arriva un nuovo matrimonio per entrambi. Lui incontra una nuova bella ragazza, interpretata da Vanessa Miceli. Lei incontra un altro uomo, vedovo, che, manca a farla apposta, è il papà della nuova moglie. Ecco in pratica che la ex moglie diventa la nuova suocera. Tra paradossi e scherzi della vita, la commedia si chiude con i monologhi di Franco Cilona e Cettina Bennardo che consigliano a tutti di stare quanto più lontani dalle suocere. Oddio, il primo matrimonio si è capito, il secondo pure, il terzo non si sa se ci sarà un terzo matrimonio, però la testa è un po' fissata verso Sara in qualche modo. Dai, è stata una bellissima esperienza e spero che vi siete divertiti. Noi abbiamo cercato di mettercela tutto e spero che abbiamo colpito in qualche modo. Franco, allora è andata? È andata alla grande. Non dico che mi aspettavo questo risultato, ma ero là vicino. È andata benissimo, la gente si è divertita, abbiamo trascorso 2 orette qualcosa in santa pace, tranquillamente, dimenticando tutto e tutti. Non c'è cosa più bella nel campo del teatro. Per chi si vuole avvicinare al campo del teatro, cosa può fare? Come deve fare? Non deve fare niente, basta chiedere e ottenere, basta parlare e si entra. C'erano elementi oltretutto nuovi all'interno della compagnia, basta bussare e sarà sempre aperto a qualcuno. Ma essere suocera dal vivo secondo lei è più semplice di quello che si fa solo da scena? Te lo dico col cuore, meno male come maritavo, quindi un giugno suocera, per fortuna. È stato però un divertimento, guarda, dopo 26 anni tornare a fare quelle commedie brillanti che poi sono su misura per il mio personaggio mi ha più emozionata, credimi, e più divertito, anche perché è la gente che si deve divertire. È arrivato questo messaggio, sono felice veramente. Adesso sono rilassata, decisamente. Devo dire che non è la mia prima esperienza sul palco, ma primissima di questi anni, diciamo, ma la tensione era abbastanza pesante, ansia, tachicardia e quant'altro, che poi alla fine si è sciolta in tanta naturalezza e divertimento anche dietro le quinte. Tra gli attori c'è da segnalare la straordinaria interpretazione di Anna Maria Bennardo nei panni di una cameriera che, seppur in un ruolo marginale nella storia, ha saputo guadagnare consensi incondizionati del pubblico che si è espresso in uno scrosciante applauso finale. Così come Gino Sorce, che ha interpretato il personaggio di Saru, da sempre perdutamente innamorato della moglie del protagonista. Cosa ci vuole per far ridere? Ridere già nella vita, alzandosi la mattina e divertirsi, perché se ti diverti tu, fai divertire anche gli altri. Un consiglio per chi vuole cimentarsi nella veste di attore? Fatelo, perché sono esperienze bellissime, ti restano amicizie meravigliose, nell'ambito teatrale alla fine questo sipario si chiude, ma restano rapporti che dureranno per sempre, veramente. Ma guarda, praticamente sono una maniata di passi, capivo solo che a Totò ci viene una malattia irrevocabile che proprio io me ne devo scappare da questa casa, non ci posso stare. Come è stato recitare su questo palco? Beh, allora guarda, Franco è un grande, quindi la voglia di recitare con lui era tanta e finalmente mi ha chiamato e io felicissimo ho partecipato e in più si è restaurato un rapporto eccezionale. Franco è un grande e poi tutti vanno d'accordo con lui e alla fine sarà sempre un grande successo.
Adesso il prossimo appuntamento con la Cioppi Group Events è per sabato 12 maggio con la serata conclusiva al libero ingresso, dove ci aspettano grandi sorprese. Tutto nell'attesa della nuova terza stagione di Rassegnati che, non vediamo l'ora, possa essere già preparata da Giuseppe Crapanzano.